Il mio collega stava girando per venire al lavoro e l'ambulanza era dietro, comunque aveva le sirene e comunque era probabilmente in fase di sorpasso, sì. Ore 8:30 circa, un'ambulanza a sirene spiegate e in fase di sorpasso in direzione Bassano vede un'auto ferma in mezzo alla strada prossima a svoltare. Il conducente si augura che il mezzo non si muova e continua il sorpasso, ma l'auto ingrana la prima per concludere la manovra e passare sul lato opposto della careggiata. L'ambulanza, che procedeva nello stesso senso di marcia e in fase di sorpasso, la prende in pieno. Impatto inevitabile per l'auto Lettiga in piena corsa. È questa la causa del sinistro al vaglio dei carabinieri di Castelfranco Veneto, dell'incidente in via Caprera di Villarazzo a Castello di Godego fra un'auto e un'ambulanza del SUEM, che in quel momento non stava portando nessun paziente ma aveva al suo interno 3 operatori del 118. Uno scontro violento che fortunatamente ha causato solo ferite in modo lieve alle 4 persone coinvolte: il conducente della vettura di 43 anni residente a Castelfranco Veneto, il conduttore del mezzo di soccorso, un trentenne di San Martino di Lupari, un'infermiera cinquantenne di Castelfranco Veneto e una tirocinante ventunenne di Riese Pio X. L'uomo alla guida dell'auto stava svoltando perché era arrivato sul luogo di lavoro. Tutti e 4 i feriti sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto, con altri mezzi del SUEM subito intervenuti sul posto. Il violento impatto ha fatto scaraventare la rover all'interno del fossato che percorre la via, scoppiati anche gli airbag dell'ambulanza. Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto. Tanta paura e anche un pizzico di buona sorte in questo caso per i protagonisti della vicenda, che se la caveranno solo con pochi giorni di prognosi, e perché nell'ambulanza in quegli istanti non si stava trasportando nessun paziente.